Alle 10:50 le prime dosi di vaccino anti-Covid arrivano al Cafoncello di Treviso, scortate dalle pattuglie dei carabinieri. Una giornata destinata ad entrare nella storia, un momento che potrebbe segnare una svolta fondamentale nella lotta al coronavirus. E anche il presidente Zaia ha voluto essere presente all'avvio della campagna vaccinale. Con emozione tiene tra le mani la prima fiala. È una luce in fondo al tunnel, ringrazio la dottoressa Romagnoli che è primario di pneumologia qui a Treviso, è stata la prima vaccinata ma perché è categoria a rischio. Una giornata simbolica che ha dato di fatto il via in tutti i paesi dell'Unione Europea alla più grande campagna vaccinale della storia. In Veneto i vaccini sono arrivati in 12 strutture, tutti gli hub provinciali, allo IOV e nelle 2 aziende ospedaliere. A Treviso 105 i primi a sottoporsi all'inoculazione tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. Il governatore ha ricordato che le prime dosi saranno somministrate a 60.000 operatori sociosanitari maggiormente esposti al virus e ad altre 60.000 persone tra ospiti e lavoratori delle 300 RSA del Veneto. Comincerò a tirare un sospiro di sollievo quando vedrò le 120.000 persone vaccinate, che sono gli operatori della sanità e le RSA. Per questa prima fase vaccinale è previsto l'arrivo di un primo lotto di 196.000 dosi in Italia. Da quello che è dato a sapere, arrivarci le dosi fra un paio di giorni verso il 30, in modo che ci sarà un buco e poi si inizierà pian piano a vaccinare. Delle prossime tappe oggi il presidente Zaia ha parlato anche con il commissario Arcuri. Forse avranno una fornitura di circa 470.000 vaccini alla settimana, il che vuol dire che per la proporzione in base agli abitanti, se 470.000 sono a livello nazionale, a noi dovrebbero toccare più o meno 38.000 vaccini a settimana, quindi vorrà dire che faremo 38.000 vaccinazioni a settimana. La seconda dose di vaccino verrà inoculata 21 giorni dopo la prima. Però già al 12° giorno c'è già risposta anticorpale con la prima iniezione. Se da un lato la vaccinazione resta su base volontaria, dall'altro è fondamentale raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. E avere l'immunità di gregge significa di fatto placare questo virus fino in fondo. Bisogna raggiungere il 65% dei vaccinati. Sarà volontario e tutti saranno convocati per la vaccinazione. La prevenzione resta comunque necessaria, ha ricordato ancora il presidente del Veneto, che è tornato poi sul tema passaporto sanitario. Io ho l'impressione che diventerà un passaporto sanitario. L'OMS una settimana fa ne ha già parlato, del fatto di dover avere la certificazione. Un ultimo chiarimento, Zaia ha voluto farlo in merito alla notizia diffusa ieri che vedrebbe in Veneto il 36% di tamponi positivi su quelli effettuati. La verità, ha spiegato il presidente, è che noi facciamo molti tamponi molecolari e rapidi, ma se tutti i positivi vengono caricati solo sui molecolari viene fuori una percentuale alta. Il Ministero ha detto che modificherà questo guaio e farà in modo che i positivi, la percentuale sia fatta su tutti i tamponi.